si dimostra che l'associazione Maidaur, in collaborazione con la sezione di Gemona, ha fatto veramente le cose in grande. L'associazione Maidaur e la sezione ANA di Gemona organizzano l'11° raduno del battaglione alpini Gemona, sabato 5 e domenica 6 aprile. Le cerimonie si terranno a Venzone, Tarvisio e Gemona. Domenica 6 aprile la nostra emittente seguirà in diretta a partire dalle ore 9:30 l'evento per raccontarvi l'attesa delle migliaia di penne nere presenti alla grande sfilata e collegamenti con il treno storico partito da Treviso e diretto a Gemona, con a bordo gli alpini veneti che hanno prestato servizio nel glorioso battaglione. Alle 10 la sfilata con il passaggio in piazzale Bertagnolli, dedicato in onore dello stesso presidente dell'ANA che nel lontano 1976, nei giorni cupi dell'Orcolat, seppe dare la spinta e la motivazione per creare i cantieri di lavoro durante la ricostruzione, mobilitando centinaia di veci e boccia accorsi in Friuli da tutta Italia. Da qui la sfilata che porterà il corteo alla caserma Goi Pantanali per la commemorazione dei caduti e degli alpini vittime del crollo della caserma la sera del 6 maggio del 1976, con i discorsi e le orazioni ufficiali. In occasione di questo importante raduno ci sarà la consegna del titolo di socio d'onore all'associazione Maidaur al gruppo alpini di Muris di Ragogna, noto per l'organizzazione annuale di una manifestazione commemorativa in memoria dell'affondamento del piroscafo Galilea. Dopo la cerimonia, che è una cerimonia militare all'interno della caserma, faremo di nuovo un piccolo corteo perché siamo riusciti lì, il Maidaur, a ottenere un capannone proprio dove c'è la COB lì, e quindi faremo il rancio, diciamo, 200 metri di sfilata insieme a mezzogiorno, quando è finita la cerimonia, e andremo tutti a fare il rancio dentro questo capannone. Mi permetta di dire, oltre al fascino delle penne nere, ma il treno storico è una cosa importante. Certo, no? ha avuto un grande successo. Certo. L'anno scorso era la prima volta e abbiamo ripetuto la domanda appositamente. È stato veramente secondo me, ha creato un'atmosfera di attesa, di soddisfazione già prima del raduno, diciamo così, no? Quindi anche quest'anno io penso che il treno storico sarà un incentivo proprio per fare un grande raduno, insomma.